Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con Autodafè, come sempre, come tutti i venerdì, quasi tutti i venerdì, al 99,9 periodico per cento dei casi, nel 99,9% dei casi, e lo ringrazio, è con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi, che saluto e ringrazio. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Giulio. Allora, stamattina parliamo di un argomento teoricamente noioso, pesante, la gente scappa via quando parla di finanziaria, fa malissimo per due motivi. Primo, perché questa questione, la finanziaria, la manovra di finanza pubblica, chiamiamola come vogliamo, riguarda le tasche di tutti noi. Secondo, perché su questo tema il professor Pezzani ha scritto un articolo che trovate tra l'altro sul post nella pagina Facebook di Radio Libertà che introduce la nostra trasmissione, quindi il link lo trovate lì. Comunque lo trovate anche facilmente su strumentipolitici.it. Se cercate Fabrizio Pezzani, strumentipolitici.it, vi compaiono in realtà tutti gli articoli, compreso questo del professor Pezzani, sulla finanziaria. E questo articolo è estremamente chiaro, estremamente semplice da capire per tutti, per cui vi fa capire come funzionano le cose circa i nostri soldi, perché poi alla fine sono i nostri soldi. E quindi la finanziaria diventa qualcosa di perfettamente comprensibile, non c'è da fare ragionamenti complicati, per cui io da lettore e da cittadino innanzitutto, permettimi di farlo con totale sincerità, ti ringrazio professore per questo articolo perché mi hai chiarito le idee su che cos'è la finanziaria. Il titolo, per la verità, si richiama al Sudoku. La finanziaria è un Sudoku giuridico-contabile, cioè una roba per la quale devi trovare i numeri giusti per far quadrare il quadrato. E tutti sanno che il Sudoku si gioca in quadrati, giusto appunto. Quadrare il quadrato, diciamo così, sembrerebbe una battuta, ma non lo è tanto. Allora, partiamo dall'inizio. Tu subito nell'articolo chiarisci che intanto la finanziaria in teoria si situerebbe in un quadro globale. Il quadro globale è quanto mai complicato in questo momento. Dazi degli Stati Uniti, sanzioni alla Russia e multilateralismo avanzante nel mondo, non più una superpotenza statunitense, ma un nuovo equilibrio che si va profilando. E questo rende il quadro globale molto più complicato. Ma zoomando, diciamo così, dal quadro globale sulle tasche nostre, la finanziaria diventa anche uno scontro politico, tu scrivi, e poi ti lascio subito la parola. Perché? Scontro politico, perché dipende fortemente dalle richieste di fondi, di quattrini, quelli che escono dalle nostre tasche, da parte della politica. Vorrei partire da qui, professore. Poi facciamo passo passo il ragionamento che tu fai in questo formidabile articolo su strumentipolitici.it. Scontro politico finalizzato a cosa, professore? Allora, scontro politico finalizzato all'interesse personale. La finanziaria, dobbiamo chiarire, è una previsione di cassa, di entrate e uscite di cassa che è obbligatorio fare per la norma giuridica che regola la contabilità pubblica entro la fine dell'anno come previsione per l'anno successivo. Eh, è obbligatoria farla ed è obbligatorio che l'approvazione della finanziaria avvenga entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Nel caso in cui non si verificasse l'approvazione della finanziaria, l'esercizio successivo funziona sulla base di dodicesimi della finanziaria dell'anno precedente. Quindi si divide per 12 la finanziaria dell'anno precedente e ogni mese non si può superare la spesa che così ne emerge. Questo sarebbe una sorta di gestione transitoria della finanziaria fino a quando non è approvato la finanziaria stessa. Allora, il termine finanziaria sta a significare il tipo di contabilità che viene usato per fare la finanziaria, che è una contabilità completamente diversa rispetto a quella che si usa a fare nelle imprese, dove funziona a costi ricavi. Quindi noi abbiamo una contabilità qua che ragiona solo in termini di flussi di cassa, entrate e uscite di cassa, oppure aspettative di entrata e aspettative di uscita, che chiamiamo Sì. previsioni di entrata e di uscita. Quindi questo cambia completamente. Un altro vincolo che vincola la finanziaria è che deve essere
votata in pareggio, cioè le entrate devono essere uguali alle uscite e comunque le uscite non possono essere superiori alle entrate. La caratteristica della spesa pubblica che si è andata formando negli ultimi anni è che l'80% della spesa totale pubblica è di parte Ecco, corrente. permettimi, Che cosa vuol professore, dire di parte ti corrente? fermo un attimo, perché tu hai citato in realtà, facendo questo riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, l'articolo 81 della Costituzione, no? Mi Sì, piacerebbe leggertelo velocemente con un tuo commento a questo proposito, poi proseguiamo lungo la linea del tuo articolo. Allora, l'articolo 81 recita testualmente che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, e questo non succede mai, perché sennò non avremo né deficit né debito, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Allora già questo mi induce a farti una domanda. Si è tenuto conto in questi anni delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico e sulla base di questo si è tarata la finanziaria oppure no? no, non si è mai fatto. Ecco, bene. Non si è mai fatto e per un motivo semplice ma purtroppo dannoso è che diciamo la finanziaria è importante che la gente capisca che la spesa pubblica totale italiana, ma anche quella delle regioni, dei comuni, Mm. delle province, la metodologia è la stessa per tutti, deve essere in pareggio, ma l'80% è spesa corrente. Mm. È importante questo perché soltanto il 20% è spesa per investimenti e in conto Ecco, e allora capitale. La spesa corrente permettimi di fare una nota sempre da cittadino terra a terra e con la borsa della spesa in mano. Se l'80% è spesa corrente, come faccio a finanziare la spesa corrente? Perché a casa mia l'investimento, se io faccio un 20% di spesa per investimento, quel 20% potrebbe rendermi qualcosa, lo dice la parola stessa. Io investo, no? Per guadagnare qualcosa, per far fruttare qualcosa. Ma se io spendo l'80% lo faccio per spesa corrente, cioè stipendi, spese, elargizioni, poste varie, com'è che faccio ad avere un ritorno? Spendo e basta, non c'ho niente che mi entra. Da dove li prendo i no, soldi? Dalle tasche del ma cittadino, a tasse. infatti il problema qual è? Che la spesa corrente è, adesso stiamo leggendo che la finanziaria si avvia, è l'assalto Alla alla diligenza. diligenza sostanzialmente, perché tutti vogliono avere Consentimi un... un'altra interruzione. Allora, una volta si diceva l'assalto alla diligenza, poi è stato fatto questo meraviglioso articolo 81, l'equilibrio tra le entrate e le spese, i vincoli europei, bla bla bla, per superare la fase dell'assalto alla diligenza. Sulla carta, perché di fatto l'assalto alla diligenza continua come più di prima. No, Mi non pare di capire. funziona. Mm. L'assalto alla diligenza è sistematico perché la spesa corrente è sostanzialmente la spesa che la politica usa per ottenere il Ecco, però, consenso. Allora, professore, ci sono delle... quella diligenza lì, i lingotti che ci sono dentro la diligenza, vengono dalle tasche nostre, questo è il problema. Certo, certo. Quindi la spesa corrente, che poi è la spesa per stipendi, per luce, per acqua, per gas di tutte le amministrazioni pubbliche, è in gran parte, insomma, dovuta al funzionamento delle istituzioni e per un'altra parte importante è una spesa che il politico cerca di aggiudicarsi di impegnare, diciamo, non parliamo di impegni in questo Mm. caso in contabilità, cioè di impegnare una quota di spesa per ottenere un consenso Ecco, relativo. Che vuol dire? professore, io mi sto intestardendo su questa singola frase luminosa, bellissima, meravigliosa, con cui principia il comma 1 dell'articolo 81 della Costituzione. Attenzione alle parole, perché ci hanno detto che la Costituzione nostra è la più bella del mondo, no? Quella scritta meglio, quella giusta. Benissimo, è giusta, è perfetta. Lo Stato assicura, che non è un verbo qualunque, assicura, cioè rende sicuro, certifica, deve essere così, l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Talché noi non avremmo mai dovuto assistere all'aumento del debito, se rispettiamo sta roba qua.
Lo Stato assicura, ma lo Stato fa qualcosa per assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. E il supremo garante della Carta Costituzionale, cioè il Presidente della No, Repubblica, lascia fuori il no, cognome, non mi interessa il cognome. Il Presidente della Repubblica come istituzione fa qualcosa per assicurare che la meravigliosa Carta sia rispettata? no, Mm, no, no, nel bene. senso che Allora perché noi prevale. cittadini dovremmo rispettare la Carta e tutto ciò che ne eh, deriva? Me lo fai capire? ma perché, allora, chiariamo un attimo questa cosa. Allora, l'equilibrio che l'articolo 81 prevede è un equilibrio realizzato in modo, fra virgolette, aggirando l'equilibrio stesso. Spiegaci come, perché è molto Siccome, interessante. Tu lo spieghi nell'articolo. Chi lo legge lo capisce al siccome volo. Mm. siccome il bilancio deve essere approvato in pareggio, per poter realizzare tutte le pretese che la politica vuole di assicurarsi delle quote di spesa per garantirsi il consenso politico, cioè i voti, che cosa si fa? Si sovrastimano le entrate e si sottostimano le uscite. Ecco, Quindi il bilancio che viene fuori. sai cosa mi viene in mente, professore? Quel meraviglioso, stupendo quadro del Caravaggio che si intitola I Bari. È così, è Mm. così. Cioè, questo vale per le Che non regioni, è il capoluogo vale, della Puglia, eh? Sono quelli che truccano le carte in tavola, che truccano le carte. questo vale per le regioni, per le province, per i comuni e per lo Stato in primis. Che cosa succede? Che tu nello Stato previsionale per realizzare il pareggio sei costretto a una falsificazione del bilancio, e cioè aumenti le entrate che non ci sono e diminuisci le spese che invece ci sono. Un caso particolare, per esempio, curioso: Napoli e Roma, per gonfiare le loro entrate, sovrastimavano le Che multe, non paga no? nessuno. Quindi, e che alla fine poi non pagava nessuno, il 50% delle multe andavano in contenzioso. Però tanto devi far quadrare il conto e lo fai quadrare. Che cosa Cioè, per succede? dirla alla romana, famo finta. Famo finta. Mm. Che cosa succede? Che quando poi l'esercizio funziona, cioè va in onda, le entrate che si sono manifestate, guarda le multe assegnate, abbiamo assegnato le multe, o abbiamo assegnato delle entrate che non ci sono, che No, non bello, ci sono, meraviglioso, e meraviglioso. però le spese che noi abbiamo sottovalutato ci sono. Quelle ci Per sono, cui che perché tu cosa devi, succede? Che abbiamo un disavanzo di bilancio. devi accontentare il deputato X, il senatore Y, il collegio X, il Esattamente, collegio Y, esattamente. il ministro X, il ministro Y, devi accontentare tutti i mangioni che spendono per il loro territorio, poi dicono che spendono per il territorio, è roba nobile, li devi accontentare tutti gli assaltatori della diligenza e quelle sospese, indubitabilmente. Poi fai finta di pareggiarle. Allora diciamo che però il livello di finzione a questo punto coinvolge anche l'Europa, perché mi risulta che la nostra finanziarietta qua dei bari di Caravaggio venga approvata anche a livello europeo, perché noi mandiamo ogni anno l'Europa per avere il timbro dall'Europa. Anche là fanno finta allora, famo finta pure a Bruxelles. Sì, è ovvio che fanno finta, cioè noi stiamo giocando, sostanzialmente stiamo pattinando su un ghiaccio molto debole, perché alla fine dell'anno le entrate che non ci sono più basse delle uscite, quindi si forma il deficit e si forma il debito. Quindi tu il debito lo formi quando spendi di più di quello che incassi, quindi non è che si scappa da questa regola aurea, per cui nel momento in cui si sovrastimano le entrate che non ci sono e si sottostimano le uscite che invece ci sono, arriviamo alla determinazione di un debito. Tant'è che noi abbiamo questa posizione per cui in realtà noi siamo arrivati ad avere 3.000 miliardi di debito. Non è che sono Si venuti fuori per capisce, caso, si capisce perché perché facendo sta roba qua se per forza. l'articolo, se l'articolo 81 fosse stato rispettato, noi non avremmo Professore, debito. perdonami perché io sono un sadico stamattina e ti voglio leggere anche il comma 2 nonché il 3 dell'articolo 81, perché il primo ci dice, il primo comma, che va assicurato l'equilibrio. I bari di Caravaggio fanno in tutt'altra maniera. Comma 2. Il ricorso all'indebitamento, cioè tu mi puoi squilibrare le entrate e le spese e indebitarti, Sì. è consentito solo, cioè solo ed esclusivamente, al fine di considerare gli effetti del ciclo economico, ma attenzione,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei componenti e al verificarsi di eventi eccezionali. Mai accaduta sta roba qua. Non mi risulta che le Camere abbiano mai adottato a maggioranza assoluta dei componenti un'autorizzazione a fare più debito. Lo fanno e basta, secondo il principio dei bari di Caravaggio. Secondo il terzo comma di questa meraviglia, la Costituzione Foxy mi verrebbe da chiamarla, e non dico il perché Foxy è una marca molto famosa, sono 5 veli, è una carta pregiata. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. E qui, secondo me, dopo la tua spiegazione, tocchiamo il vertice del ridicolo o della presa in giro per il cittadino e le sue tasche. Partiamo sempre da lì. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, cioè le carte truccate. Facciamo fronte con le carte truccate, sovrastimando le entrate e tutte quelle belle cose che ci hai spiegato prima, o sbaglio? No, è così. Purtroppo è così. Quindi noi abbiamo... Che cosa succede? Cosa succede? Succede questo, che alla fine dell'anno... Allora, innanzitutto bisogna ricordare, per far presente questo inganno, che per approvare la finanziaria... Cioè tu ti rendi conto che stiamo usando... Allora io sto parlando con un professore della Bocconi, diciamo, con un esperto della materia, uno che poi, tra l'altro, la tua biografia ce lo insegna, ha operato in tutti i livelli di governo, dai comuni in su, no? Quindi tu te ne intendi di bilanci pubblici, quant'altri mai, e mi stai parlando di trucchi e di bari. Cioè io, francamente, come cittadino, io voglio asilo politico in Svizzera. Allora, che cosa succede? Che nel momento in cui io devo fare la previsione, e cioè devo lottare con altri contendenti per aggiudicarmi un impegno di spesa che soddisfi la mia quota di consenso, ci metto 3-4 mesi. Perché? Perché ognuno ci vuole mettere qualcosa per finanziare la sua la polisportiva, la bocciofila, eccetera. Certamente anche l'ospedale, anche le forze armate. Ma quello che è determinante nelle imprese non è solo la fase di prevenzione, perché la prevenzione, come hai detto prima, siamo in un contesto altamente imprevedibile, quindi noi sappiamo com'è che andrà l'euro, il dollaro, le borse, come andranno le guerre, eccetera, quindi siamo in un contesto di grande imprevedibilità, quindi è chiaro che il bilancio, a maggior ragione, dovrebbe tener conto del fatto che i numeri che io vado a mettere sono numeri che possono essere a rischio, no? In questo senso l'articolo 81 parla di equilibrio, attenzione, di equilibrio ragionevole, di un equilibrio ragionevole, d'accordo? Perché nel momento in cui noi andiamo a fare delle previsioni di entrate e di uscite, andiamo a fare delle previsioni su un futuro che non è certo. Questa è la realtà dei fatti. Che cosa succede? Che alla fine del controllo, che è l'elemento più importante nelle imprese, per verificare quanto ho speso di più, dove ho speso di più e per colpa di chi ho speso di più. Cioè il problema è che il controllo è determinante, perché ogni spesa nell'ambito pubblico dovrebbe avere un padre, no? E quindi tu dovresti poter dire: noi abbiamo speso di più perché questi hanno preteso dei soldi, li hanno spesi senza la copertura. E il controllo, che è un momento fondamentale nelle imprese di rendicontazione e di controllo, dura 3 giorni, cioè in 3 giorni si chiude tutto. Ma cosa succede? Che nel momento in cui io vado a fare il bilancio, le maggiori entrate, le maggiori spese rispetto alle maggiori entrate creano uno squilibrio di bilancio. Lo squilibrio di bilancio si chiude, ma viene arrivato questo disavanzo, fra virgolette, di bilancio, viene rinviato all'anno successivo. Quindi l'anno successivo parte con un residuo da pagare dell'esercizio precedente più quello che si mette a bilancio. Per cui se noi andiamo a vedere i bilanci delle regioni, delle province, dei comuni e dello Stato, noi abbiamo indietro dei bilanci che portano delle perdite pregresse. Fantastico. Per cui noi andiamo avanti. Poi c'è un altro, in questo senso. Professore, c'è un altro aspetto che mi ha colpito molto. Vorrei Prego. sottolineare No, prego. che alla fine di questa operazione
che è stata, insomma, la Corte dei Conti dovrebbe farle queste cose, insomma, no? Che cosa succede? Che se tu vuoi finanziare delle spese che non hanno la copertura, inevitabilmente che cosa fai? Io sono stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Milano. Cosa fai? Vendi un immobile, vendi una società partecipata, vendi un bene, vendi qualcosa, ma nel momento in cui tu vendi qualcosa e l'hai venduto non ce l'hai più, quindi hai ridotto l'indebitamento ma non c'hai più il patrimonio. Professore, cioè, in altri termini, noi ci stiamo mangiando il patrimonio. Chiaro come il sole, brutto come la notte. Allora, abbiamo una telefonata perché apriamo le linee al volo. L'argomento è interessante, riguarda noi tutti, le tasche nostre. 02 92 94 7222, abbiamo 6 minuti. C'è una telefonata, poi c'è anche un messaggio e poi c'è una questione che ti volevo porre io, perché nel tuo articolo tu fai un chiarimento estremamente chiaro su un altro punto che da lettore mi ha colpito molto. Intanto sentiamo chi è in attesa. Pronto? Buongiorno Giulio, Buongiorno. Buongiorno anche al suo ospite. Allora, io sono Ferdinando, il telefono provincia di Verona. Ma allora, io al professore volevo chiedere, oltre alle uscite, bisognerebbe far valere anche il discorso delle entrate, perché è di pochi giorni fa che mi sembra la CGA di Mestre abbia buttato fuori una stima in cui il 55% di persone non pagano l'IRPEF. E del 45% che lo pagano, il 40% paga il minimo. Allora la domanda, siamo sempre noi stupidi a dover pagare? Ecco, sono pochi, no? Relativamente pochi quelli che tengono in piedi la baracca. Questo era il senso della domanda, presumo. Professore. No, il problema è vero che in questo paese i sistemi di controllo non funzionano. Ecco, allora Per arriviamo cui... al punto. Ti lascio subito la parola, ma tu nell'articolo scrivi una cosa molto chiara facendo due numeri. Allora, siccome tu dicevi l'80% della spesa è spesa corrente, no? Allora uno dovrebbe dire, ma se tu mi fai spesa corrente che sia almeno utile, no? Controlla che serva a qualcosa. Benissimo, per fare la finanziaria, cioè per soddisfare gli appetiti famelici all'80% della spesa totale, tu impieghi 4-5 mesi perché devi mettere in fila i questuanti devono spendere il loro tempo per fare lobby, come si dice in inglese, cioè per cercare di avere il pezzo di carne nella loro bocca e quindi a un certo punto i tempi sono lunghi. Per controllare dopo le spese che tu hai fatto, le somme erogate, il tempo è di 4-5 giorni, cioè anche qui facciamo finta di niente, abbiamo speso punto e basta, giusto? Esattamente così. Allora, per dire il problema è ecco, un problema poi di controllo. tu scrivi proprio papale, dopodiché, dopo questo processo di controllo rapidissimo, quindi finto, tutto passa in cavalleria e noi cittadini ci agitiamo per il debito pubblico, beata gente. Sì, anche perché la gente non è informata volutamente, i media non ne parlano, ci sono dei paesi, torniamo per esempio al fatto delle entrate, una delle entrate micidiali che dobbiamo sostenere è l'IMU, che è un'imposta municipale sugli immobili, sulla urbana, instaurata dal governo Monti nel 2011. L'IMU è di fatto diventa il doppio di quello che era l'ICI una volta. Il problema è che abbiamo più di 1 milione di immobili che non sono censiti, nonostante questi immobili abbiano la luce elettrica, il gas, abbiano i servizi pubblici, siano allacciati i servizi pubblici, non risultano accatastati e quindi noi abbiamo più di 1 milione di immobili che non pagano l'IMU. E come mai non pagano l'IMU? Perché evidentemente qualcuno non li va a controllare. Insomma, no? Io mi ricordo che parlando con Bertolaso della protezione civile, lì alla Foce del Volturno, c'è un paese che ha 2 rami del fiume, in mezzo a 2 rami del fiume. Sì. E si erano detti, beh, insomma, se per caso esonda il fiume non ci abitano tante persone, ci abitano 3-4 mila persone, facciamo tempo a farle, vedendo le case che c'erano accatastate, facciamo tempo con 3-4 mila persone a liberare il territorio. Poi quando alla fine sono andati a vedere quante persone c'erano, in realtà ce ne abitavano 20.000,
ma risultavano abitanti 4.000 a seconda degli edifici accatastati. Quindi questo succede in Italia. Allora è chiaro che il problema qual è? Il comune che dovrebbe verificare l'IMU non lo fa, o se lo fa male, per cui alla fine il problema è questo, perché nessuno... Allora, se io vado a controllare l'IMU mi creo dei problemi con i miei elettori e questo non lo faccio. Certo. Professore, ti chiedo una cosa impossibile, sono le 10:58, in 2 minuti vorrei affrontare 2 punti, anche questi estremamente importanti, del tuo articolo. Primo, mi devi spiegare perché la finanziaria si chiama così, perché è basata sulla contabilità finanziaria e che differenza c'è con la contabilità economica, che sarebbe più vicina alla realtà, punto primo. Punto secondo, tu fai un'altra osservazione, attenzione, perché qua il debito cresce, abbiamo capito il perché i bari di Caravaggio non possono che portare a quel risultato, però il PIL non cresce mica troppo, quindi diciamo il nostro rapporto debito-PIL continua a crescere. L'economia reale, insomma. Allora, finanziaria perché è contabilità finanziaria e la contabilità economica appartiene al mondo della realtà, che a questi qui non piace perché sennò non puoi barare e truccare. No, noi abbiamo tentato tante volte di introdurre la contabilità economica di costi, ricavi. Sono due criteri completamente diversi. Nella finanziaria vige il principio di cassa e quindi si misurano solo le entrate e uscite di cassa o le potenziali entrate di uscite e di cassa. Dal punto di vista economico il principio è quello della competenza, dove ci sono i costi, i ricavi, le rimanenze, eccetera. Quindi sono due modalità completamente diverse. Allora, la contabilità di cassa ti dice, hai la certezza, perché ci sono due cassetti, in un cassetto ci sono le entrate, in un cassetto ci sono le uscite. La contabilità economica si può prestare a delle manipolazioni. Non siamo mai riusciti a far passare il principio della competenza nella contabilità. Siamo riusciti in alcuni casi, nella contabilità degli ospedali, per esempio, ma è chiaro che questa situazione genera un problema, e oggi più che mai, perché la finanziaria che tu fai oggi hai comunque un PIL che ti cresce dello 0,4% e con lo 0,4% se tu non incassi non puoi neanche spendere. E il problema qual è? Che non solo tu non dovresti spendere, ma dovresti ridurre il debito, perché abbiamo un debito di 3.000 miliardi e se aumentano gli interessi, l'anno scorso noi abbiamo avuto 100 miliardi di interessi, quindi il rischio qual è? Che il debito e gli interessi sul debito crescano percentualmente di più di quanto non cresca il PIL, e quindi è evidente che in questa situazione percentualmente aumenta la posizione di disavanzo. Così il serpentaccio si morde la coda e non ne usciamo più, come è puntualmente accaduto in questi anni. Come è accaduto in questi anni. Professore, io ti devo ringraziare. Come sta accadendo adesso. E come sta accadendo e accadrà, continuerà ad accadere, perché io ho allora, due cose, poi ci salutiamo perché sono le 11. Primo, io ti ringrazio perché ho capito più dal tuo articolo e in mezz'ora di conversazione con te oggi che da 4.000 articoli del Sole 24 Ore e 100 libri di finanza pubblica. Punto primo. Punto secondo, io ho una proposta radicale a questo punto. Prendiamo per buone le regole, quelle bellissime che sono nella nostra Costituzione, più bella del mondo. Adottiamo la contabilità economica vicina alla realtà, come dici tu, e a governare il tutto non ci mettiamo né il Presidente della Repubblica, né il governo, né i ministri, né il Parlamento, ma diversi algoritmi. L'algoritmo Presidente della Repubblica, l'algoritmo governo, l'algoritmo Parlamento, l'algoritmo ministro. Così che abbiamo la sicurezza. Gli algoritmi però li fate voi. Gente come te, professore, studia l'algoritmo giusto per fare in modo che le regole auree siano rispettate veramente. L'algoritmo non può sbagliare perché è sicuramente più affidabile e non dà da mangiare ai mangioni, ai furbi e ai ladri come fanno le persone in carne e ossa. Un algoritmo che certifichi l'osservanza delle regole. Punto. Così abbiamo risolto il problema. Vorrei chiudere con questa osservazione. Tu hai detto che la nostra è la Costituzione più bella del mondo. Peccato che non sia rispettata. Ecco. Io invito tutti a esaminare i primi 12 articoli della Costituzione e nessuno Professore, di questi è rispettato. Senti a me, considerala. Un bel gruppo di esperti sani come te fa un algoritmo giusto e lo mettiamo al posto dei governanti. Tutto andrà sicuramente meglio. E quanto alla carta, la Foxy ha 5 veli ed è sicuramente utile. La Costituzione non lo so. Comunque grazie, professor Pezzani. Grazie a voi a tutti.